Mauro travolto sul Fadalto da un pirata della strada, resta grave. Alle 12:30 di questa mattina l'automobilista si costituisce e va ai carabinieri. Il corpo della 56enne scomparsa da giovedì è stato ritrovato alle 16:30 del pomeriggio di oggi in campo. Oltre ai droni ci sono anche i sommozzatori. La donna aveva perso un figlio a dicembre. Controlli straordinari dei carabinieri di Montebelluna. I militari scoprono un 18enne che girava con un coltello con una lama da 24 centimetri e altri 3 denunciati per droga. Boom di truffe online nel 2024, oltre 23.000 segnalazioni, 190 denunciati solo in Veneto dopo INPS e Agenzia delle Entrate, rubata l'identità anche ad Adico. Nuova edizione delle giornate di studio sul paesaggio promosse dalla Fondazione Benetton. Quest'anno oggetto dell'esplorazione è il sotterraneo, quando il luogo non è solo la superficie. 6 sfilate in un weekend, oggi il carnevale festeggiato a Villorba, Sernaglia, Pieve di Soligo, a Venezia la Pantegana apre ufficialmente il carnevale dell'acqua. E finisce con un 2-0 il derby Treviso-Mestre allo stadio Baracca, flop della prima prova di mister Parlato, si allunga la distanza tra il Treviso e la prima in classifica. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati in apertura. Il pirata della strada che ha travolto un 17enne in moto ieri sul Fadalto si è costituito questa mattina presso il comando provinciale dei Carabinieri, è stato poi portato alla polizia locale. Si tratta di un uomo del posto, vediamo. Alla fine ha capito che era meglio presentarsi alle forze dell'ordine, così poco dopo mezzogiorno ha suonato alla porta dei carabinieri di Vittorio Veneto. Questa è la decisione del 54enne vittoriese che nel tardo pomeriggio di sabato si è scontrato con la sua auto con un giovane motociclista lungo il Fadalto. Un impatto fortissimo, ancora oggi testimoniato dalle macchie di sangue sull'asfalto che a distanza di quasi un giorno la calce non ha cancellato. Siamo nel 23° chilometro della statale Alemagna, lungo la Valle Apisina, che per il suo percorso tutto curve è prediletta dai centauri. Forse per questo il 17enne della zona l'avrebbe scelta per il primo giro con la sua moto, scendendo dall'uscita dell'autostrada verso il bar dei motociclisti a ridosso del Lago Morto. Arrivato al primo gruppo di case, stando ad alcune testimonianze, avrebbe preso correttamente questa curva. Non così invece per la Panda 4x4 prima serie condotta dal 54enne che uscendo da quest'altra curva avrebbe invaso la corsia opposta. Inevitabile l'impatto da parte del giovane motociclista, finito a terra con diverse fratture, di cui una esposta alla gamba. Giovane che è stato subito soccorso dai residenti, mentre il 54enne, pur con la Panda gravemente incidentata, si dava la fuga verso la sella del Fadalto. Sulle sue tracce si stavano già muovendo le forze dell'ordine. La nostra polizia locale stava un po' chiudendo il cerchio e stamattina la persona coinvolta appunto in questo incidente si è presentata al comando dei carabinieri. I carabinieri, dopo un primo interrogatorio, hanno condotto l'uomo al comando della polizia locale per i primi provvedimenti. Gli agenti, peraltro, avevano subito attivato la rete delle telecamere con la lettura delle targhe e si stavano muovendo anche sulla base di parti di paraurti, vetri di faro e di parabrezza rimasti sull'asfalto, e inizialmente si erano concentrati su un giovane che alla guida di una Panda vecchia serie spesso transita lungo questa strada prendendo le curve in maniera disinvolta e a volte anche pericolosa. Ma i reperti confrontati sul veicolo non avevano dato riscontro. Poi la scelta del 54enne di assumersi la responsabilità dell'incidente che avrebbe di fatto chiuso il caso. Ora il 17enne si trova in prognosi riservata all'ospedale, mentre il conducente dell'auto dovrà raccontare la sua verità ai giudici per rispondere all'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Ripetiamo l'appello che qualora uno sia coinvolto direttamente in un incidente deve fermarsi immediatamente e prestare i primi soccorsi. A Vittorio Veneto restiamo nel pomeriggio. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia hanno trovato il corpo di una donna in un canale ed è stato subito chiaro che si trattasse della 56enne di cui non si avevano notizie da giovedì. È stata trovata senza vita in zona Fratte, tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dare l'allarme i familiari della donna che si sarebbe allontanata da casa a piedi ancora con le ciabatte addosso ed un giubbotto lungo. Le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono andate avanti fino ad oggi pomeriggio, quando il corpo è affiorato in un canale dell'Enel. Dopo l'elicottero e i droni questa mattina a Vittorio Veneto erano arrivati anche i sommozzatori dei Vigili
vigili del fuoco del Comando Provinciale di Venezia. Ieri i pompieri avevano allestito l'unità di comando locale di fronte al municipio, coordinando le ricerche di carabinieri e protezione civile. 100 uomini in campo. Questa mattina battute anche le zone interne ed esterne di fabbriche e casolari abbandonati. La donna sarebbe uscita di casa in stato confusionale. La morte potrebbe essere la conseguenza di un atto volontario. Una tragedia nella tragedia. La 56enne aveva da poco perso un figlio. Parlare di tragedie ci porta a Padova, perché all'alba questa mattina c'è stato un bruttissimo incidente stradale lungo la direttissima per Abano Terme. Un'auto è finita rovesciata nel canale di Scolo a bordo strada. I vigili del fuoco arrivati da Padova con 2 squadre, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso un giovane sbalzato fuori dall'auto incastrato tra un albero e il corso d'acqua. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. Si tratta di un giovane rumeno di soli 20 anni. Le altre persone all'interno dell'auto sono uscite autonomamente, seppur ferite, sono state portate all'ospedale dove si trovano tuttora ricoverate. La polizia stradale e quella locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Con la cronaca noi torniamo nella Marca trevigiana, siamo nel Montebellunese. 18 anni con un coltello a serramanico, con una lama da 24 centimetri, 26, 20 e 24 anni con droga per uso personale. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno deferito in stato di libertà 2 soggetti e allertato le autorità competenti per altri 3 soggetti scoperti detenere per uso personale droga. È l'esito dei controlli della notte tra venerdì e sabato da parte dei militari della compagnia di Montebelluna. Un 55enne è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Tutte le sostanze trovate invece agli altri 3 sono state sequestrate e repertate, mentre le autorità competenti sono state informate dagli organi precedenti. Più 30% di somme sottratte, 23.800 quasi le segnalazioni di truffe online solo nel 2024. Adico denuncia il boom di truffe e di richieste di aiuto. Quasi mai le somme sottratte purtroppo si riescono a recuperare. Stiamo seguendo diverse persone anziane che hanno dovuto acquistare uno smartphone ma non hanno minimamente idea di come funzioni proprio per far fronte a queste chiusure di uffici postali. Sono 15 gli uffici postali della Marca coinvolti nel ridimensionamento di servizi previsto dal 16 dicembre scorso in Veneto da Poste Italiane, con Spresiano e Vittorio Veneto che hanno tagliato l'apertura pomeridiana. Un piano che ha imposto la chiusura definitiva di altri uffici in Veneto e che nel tempo, secondo Adico, ha allargato la platea di chi ha trasferito sul cellulare molti servizi prima appannaggio dei servizi postali. E così molte persone senza alcuna alfabetizzazione digitale sono diventate vittime facili dei truffatori. Il report 2024 della Polizia Postale parla chiaro: in Veneto sono state denunciate per crimini finanziari online 190 persone, oltre 23.000 le segnalazioni. Siamo a 23.896 segnalazioni acquisite dalla Polizia Postale, quindi un 28,9% delle complessive segnalazioni. Rispetto all'anno precedente abbiamo un aumento del 15%, quindi è un dato importante, e si registra un aumento del 32% delle somme sottratte. Somme che quasi mai tornano nelle mani delle vittime di truffe, finendo in conti correnti spostati o reinvestite. Il boom delle truffe nel 2024, non solo INPS, banche o Agenzia delle Entrate, anche il nome di Adico o dello sportello del consumatore è stato usato come cavallo di Troia per impossessarsi di password o credenziali d'accesso. Riscontriamo tantissime richieste di aiuto di persone che dicono di ricevere una comunicazione da parte di Adico che informa il cliente che questa convenzione non è più attiva, quindi anche noi stiamo diventando vittime di questa truffa. Ufficio Adico che solo nell'ultimo anno ha gestito 500 pratiche per bollette pazze, oltre 40 pratiche aperte in 3 settimane con una media di 6 al giorno per un importo totale di poco inferiore ai 100.000 euro. Le proposte sono le più assurde e chi non ha gli strumenti è ovvio che diventa una facile preda. A Conegliano ora con le immagini: non sarebbe stato un malfunzionamento elettronico a bloccare i freni del mezzo che la sera del 28 dicembre dello scorso anno è scivolato nella salita di via
Colombo in retromarcia, andando prima a colpire un'auto e poi finendo la sua corsa addosso ad una vetrina. Secondo gli esiti delle verifiche tecniche e la perizia depositata da MAN, l'azienda costruttrice del mezzo, tutti i test sono stati superati, compreso quello relativo all'impianto frenante. All'indomani dell'incidente era stata la stessa MOM ad aprire un'indagine interna ed ora si attende solo la conclusione formale dei lavori della commissione che sta portando avanti l'inchiesta. Si va dunque verso l'ipotesi di un errore umano. La Corriera fortunatamente al momento dell'incidente era vuota, non ci sono stati feriti, ma ha mandato in tilt la circolazione in centro. E siamo alla politica, perché di ieri la decisione del gruppo dirigente di Italia Viva di Treviso di rassegnare le dimissioni in blocco. Oggi i primi segnali di apertura sia di Azione che di Forza Italia. E adesso non smetteremo di impegnarci per il nostro territorio. Chi sperava nell'uscita dalla scena politica trevigiana di Martina Cancian e del suo gruppo di Italia Viva rimarrà di certo deluso. Pur rassegnando le dimissioni, il gruppo dirigente provinciale continuerà a portare avanti le proprie idee sul futuro dei nostri territori, cosa che secondo l'oramai ex presidente non era più possibile fare all'interno del partito di Renzi. Nel 2025 i cittadini non si meritano di leggere nei giornali contrapposizioni interne a un partito e trovare una comunità politica che litiga sugli opportunismo di rivestire dei ruoli. Martina Cancian non la cita mai apertamente, ma la guerra interna ha un nome e un cognome, ovvero Alessandra Nava. Troppo distanti i punti di vista e qualcuno sottolinea anche troppo acerrima la rivalità già all'indomani dell'elezione della Cancian alla guida provinciale. Un tarlo continuo che alla fine si è mangiato il gruppo trevigiano. Abbiamo deciso di rassegnare le nostre dimissioni dagli incarichi di partito, sia come appunto presidente provinciale sia l'intera cabina di regia e anche i presidenti zonali eletti. Quindi diaspora di aderenti a questo partito che si voleva mettere al centro della politica trevigiana e che ora sarebbero già corteggiati da altre compagini pronte ad accoglierli. Per prima l'azione trevigiana di Carlo Calenda con Nicolò Rocco, che avrebbe già offerto una vicepresidenza provinciale. Ma contatti si sarebbero già aperti anche con Forza Italia nell'ottica di un centro sempre più allargato anche ad una quota riformista seppur moderata. Insomma, un addio a Renzi e alla Nava netto e senza rimpianti, almeno dall'ex presidente Cancian, che continuerà nella missione che sente di cuore. Fare politica, sia chi appunto rimarrà all'interno del partito, sia come me ha deciso di ridare anche la tessera e quindi di poter continuare a lavorare in un partito che comunque riveda i nostri valori riformisti e liberal-democratici. Quindi guardando sempre, al centro-sinistra? Guardando il centro. Nel 2025 i cittadini saranno chiamati a votare per 5 referendum. La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili 4 referendum promossi dalla CGIL e il referendum sulla cittadinanza, mentre ricorderete ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, spiega la ratio dei quesiti. Non si può scaricare sull'ultimo anello magari quell'aziendina piccola che ha preso l'appalto in maniera anche strozzata e scagionando invece la stazione appaltante o la ditta grossa che appalta i lavori alle aziende piccole, mantenendo magari il grosso del guadagno. Parte dal referendum alla CGIL più caro, Mauro Visentini, il quarto della lista tra quelli proposti proprio dal sindacato. È il quesito che riguarda l'esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Una realtà, denuncia la CGIL, quella dei subappalti, che proprio nell'operoso Veneto ha fatto la sua fortuna con il gioco al ribasso del costo del lavoro. È presente in quasi tutti i settori, dal settore pubblico, dove ci sono gli appalti e i subappalti alle varie cooperative e varie realtà appunto che lavorano per il pubblico, ma nell'industria, penso al meccanico piuttosto che ad altre realtà, nell'edilizia come nella logistica. Il terzo quesito punta all'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine. Ovvero che non si possa mantenere all'infinito
definito i lavoratori assunti a tempo determinato e per questo motivo molto spesso ricattabili. Ci sono dei limiti che sono stati ampliati moltissimo anche da questo ultimo governo. Il primo quesito punta al ripristino dell'articolo 18, eliminando così il Job Act. La possibilità di essere riammessi al lavoro qualora licenziati in maniera ingiustificata nelle aziende sopra i 15 dipendenti. Per le aziende sotto i 15 dipendenti, secondo quesito, la possibilità di rimandare alla contrattazione e la necessità di riammettere un lavoratore licenziato senza giusta causa. Non c'è ancora la data per partecipare al referendum. Il sindacato ha chiesto con forza al governo che sia agganciato alla prossima tornata elettorale di primavera per scongiurare l'astensionismo. Servizi digitali e disabilità, tutti bocciati i comuni della Marca. Spresiano il meno peggio, in fondo alla classifica c'è Preganziol. Bisogna fare di più, è l'appello dell'ingegnere castellano Paolo Berro. Il report ha analizzato 30 pagine di ogni sito web di ogni comune della provincia di Treviso, ha analizzato i documenti contenuti in queste pagine e ha analizzato le dichiarazioni di accessibilità. Questi parametri utilizzati per capire quanto la pubblica amministrazione trevigiana sia accessibile dal punto di vista digitale, quanto quindi sia misura di persone con disabilità, in una sola parola, inclusiva. Il report di Accessi Way, redatto dall'ingegnere castellano Paolo Berro, è stato presentato ai sindaci della Marca con il supporto del centro studi amministrativi. Impietoso l'esito, tutti e 94 i comuni risultano bocciati pur con diverse sfumature. Spresiano è quello messo meno peggio. Lo Spresiano è un 80% di accessibilità sulle 30 pagine analizzate. Il peggiore è Preganziol, purtroppo un 67-63%. In mezzo tutti gli altri, con Conegliano che sembra il più virtuoso tra le grandi città. Per il resto talvolta manca l'ABC, come la mancanza di testo alternativo per le immagini o il contrasto necessario che dovrebbe esserci tra testo e sfondo, un problema per chi ha disabilità visive. C'è poi la parte normativa e di autovalutazione. E noi con la dichiarazione di accessibilità, come ente pubblico, noi comunichiamo al cittadino quelle che sono le problematiche ancora presenti nel nostro sito web, con la promessa di migliorarle anno per anno. Il problema è che 13 comuni di questi 94 nella dichiarazione di accessibilità hanno dichiarato di essere completamente accessibili. Questo vuol dire, questo non è. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente il servizio è stato affidato ad un fornitore esterno che per farsi bello ha dichiarato poi in modo non giusto che il sito andava bene. Da Berro l'appello a fare di più anche in vista delle nuove direttive europee che scatteranno a giugno. Dal centro studi una prima risposta. È chiaro che per tutti quanti è un inizio, adesso sta che questo sia un inizio produttivo e che quindi si riesca a raggiungere la piena accessibilità nel tempo più breve possibile. Ed è che i comuni fanno i conti con la denatalità, meno iscritti alle scuole per l'anno 2025-2026. Dal forum Associazioni delle Famiglie arriva l'appello necessario mettere la famiglia al centro delle politiche sociali ed economiche. Ci stiamo tagliando il ramo dove siamo sopra il quale siamo seduti, ci stiamo erodendo il terreno dove stiamo coltivando il futuro del Paese. È un grido d'allarme quello lanciato dal presidente del forum delle associazioni familiari, che ribadisce quanto già commentato sulla costituzione della commissione d'inchiesta della Camera sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica. I dati sulla denatalità ci raccontano che il nostro Paese sta perdendo in termini di competitività e di innovatività. Avere meno giovani nel sistema di impresa ci fa vedere in ritardo rispetto ad altri paesi. Abbiamo plessi con 4-5 classi che per esempio fanno fatica a organizzare percorsi didattici, visite perché sono ridotti in numero, ma ci sarà certamente un impatto anche sulla questione del lavoro attorno alla scuola e a tutti i settori contigui. Famiglie che devono essere rimesse al centro della politica per riorganizzare la società. Bene l'istituzione dell'assegno unico secondo il forum delle famiglie, ma c'è ancora molto lavoro da fare, come per esempio estenderlo al 100% della quota prevista fino ai 24 anni d'età dei figli. Ci aspettiamo qualcosa e siamo ancora fermi perché c'è una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per quei lavoratori di origine straniera
che non hanno titolo per accedere a questo strumento. Noi pensiamo che sia uno strumento ancora fondamentale. Forum che nei giorni scorsi ha partecipato al convegno organizzato dal CNEL sull'innovazione sociale e le politiche familiari, da cui sono emerse numerose proposte. Abbiamo offerto delle proposte di ordine amministrativo, di ordine economico, abbiamo parlato di quoziente famiglia che anche il governo aveva promesso in campagna elettorale, ma ad oggi non ci sono ancora riscontri. Abbiamo parlato di riforma dell'ISEE, che è uno strumento che utilizzano soprattutto i comuni per dare risorse alle famiglie o per valutare l'accesso, ma che è uno strumento iniquo e che deve essere riformato quanto prima. Abbiamo parlato di lavoro, di conciliazione, di lavoro femminile, di giovani. Ci fermiamo a pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo da Longarone con la prima uscita pubblica della neopresidente di Longarone Fiere, la trevigiana Caterina Carrera. Anche lei, con lei il nuovo amministratore delegato Giovanni De Lorenzi. Taglio del nastro per la fiera dell'edilizia di montagna, dove protagonista è il bosco. Vediamo. Primo taglio del nastro per la nuova presidente di Longarone Fiere, Caterina Carrer. Trevigiana, commercialista e revisore di conti, succede a Michele Dalfar, che ora ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione. Cosa può portare una trevigiana qui in montagna, qui nel Bellunese? Allora, il Bellunese è una terra magnifica, quindi una trevigiana può portare solo la novità, il segno di voler ampliare gli orizzonti di questa fiera. Pronti quindi a dialogare con realtà come Verona o Rimini, ma anche con Santa Lucia col progetto Fiere del Piave. Le fiere del Piave sono sicuramente delle fiere, diciamo, locali, caratteristiche e molto legate al territorio. Noi vogliamo rimanere legati al territorio, ma vogliamo guardare anche oltre. Costruire è il primo evento, ma anche il motto di questa nuova dirigenza. Costruire una nuova fiera, che è quello che ho detto stamattina, cioè 5 anni sono passati dall'ultima a costruire, 5 sono le persone volute fortemente dai soci, in particolare dalla Regione, dalla Camera di Commercio e dalla provincia, per costruire la nuova fiera di Longarone. Una fiera dove il legno è protagonista come elemento edilizio, accanto a tutta una serie di prodotti naturali per rendere ecosostenibili gli edifici. Un'esposizione che si proporrà anche il prossimo fine settimana e dove è stato ribadito come il bosco non debba essere visto come un problema idrogeologico ma come un'opportunità. Non a caso sta avanzando una legge sui crediti di carbonio. Dopo l'istituzione, grazie al mio emendamento dell'anno scorso, i ministeri sia agricoltura che ambiente stanno lavorando per dare attuazione a quella norma. Chiunque gestisca il bosco e non crediti su boschi lasciati abbandonati possa trarne un beneficio grazie al fatto che catturano più CO2. E questa sarà la sfida dei prossimi anni, terra e suoli. Dal bosco al paesaggio, questa volta sotterraneo, è questo l'oggetto degli studi sul paesaggio di Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Vediamo. Non cosa c'è sopra, ma cosa c'è sotto, non la superficie, ma le profondità. Le giornate internazionali di studio sul paesaggio organizzate dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche si concentreranno quest'anno sull'esplorazione dell'inesplorato. Segreti, schemi, connessioni, tracce, cosa c'è sotto i nostri piedi? La domanda a cui la 2 giorni cercherà di dare una risposta, come sempre con un parterre di ospiti d'eccezione provenienti da tutto il mondo. Alcuni momenti diversi, a partire dalla proiezione di un film, Il buco di Michelangelo Frammartino, che introdurrà la visione. Abbiamo l'opportunità di offrire ai partecipanti, al pubblico e anche ai relatori uno sguardo almeno alla Treviso sotterranea, grazie alla collaborazione con l'associazione benemerita della nostra città, che organizzerà delle visite nella pausa pranzo per piccoli gruppi. Abbiamo la presentazione di un nostro libro. Un momento di riflessione che nasce da sollecitazioni raccolte dall'architettura del paesaggio, dall'ecologia, dall'antropologia, dalle scienze naturali, dall'esigenza di spostare lo sguardo su una dimensione più profonda e completa della vita sulla Terra. Non considerare il paesaggio come una forma di appagamento scenico, che continua a essere un po' il nostro limite, ma è parte del nostro tessuto vivente. E quindi il sotterraneo è un modo per parlare di superficie e l'esplorazione delle tenebre, degli inferi è un modo per comprendere meglio il nostro tempo. Quindi vorremmo che fosse qualcosa di complementare, non di antitetico.
Siamo al Carnevale, partiamo da Venezia con la festa sull'acqua che ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025 dedicato a Giacomo Casanova. Questa mattina oltre un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande, capitanate dalla Pantegana che si è aperta davanti al ponte di Rialto in un tripudio di colori, incantando gli spettatori che hanno assistito al corteo. A dare il via appunto a questo corteo la partenza da Punta della Dogana, colorato il Canal Grande, come vedete dalle immagini. La mattinata è poi continuata in Erbaria, Mercato di Rialto, dove sono state premiate le 3 barche più singolari e meglio addobbate. Primo posto alle api della Remiera di Castello, un equipaggio tutto al femminile. Al secondo posto i pinguini della Remiera di Murano, al terzo il granchio blu della Rimiera Voga Veneta Mestre. E poi con le immagini invece torniamo nella Marca trevigiana. È stato un weekend ricco, sono 6 le sfilate di Carnevale che ci sono state tra sabato e domenica. Noi con le immagini andiamo a Sernaglia della Battaglia, dove il Carnevale è giunto alla sua 76esima edizione, uno dei più antichi della Marca. A partire dalle 14.30 l'avvio da Viale Divisione Giulia e l'approdo in Piazza dei Martiri. Hanno sfilato 12 carri, tra cui uno realizzato dall'associazione Festeggiamenti Sernaglia dal titolo I sogni nel cassetto. Al termine della sfilata la festa è continuata in piazza con la musica, i chioschi enogastronomici e poi in serata lo spettacolo pirotecnico. Il Carnevale di Sernaglia è una tradizione che unisce le comunità, ha detto Mirko Villanova. La collaborazione tra l'amministrazione comunale, Pro Loco Sernaglia, Festeggiamenti Sernaglia e Carnevale di Marca è fondamentale per mantenere viva questa festa. Grazie all'impegno di tutti possiamo offrire un evento di qualità capace di valorizzare la nostra storia e creare momenti di gioia e condivisione per cittadini e visitatori. Carri allegorici, maschere, artisti di strada, Feltre però tra cultura, rievocazione e fantasia ci sarà qualcosa di davvero unico. Vediamo. Il Carnevale è una festa per grandi e piccini, ma certo è che spesso l'attenzione di chi organizza è rivolta proprio ai più piccoli. A Feltre, da Piazza Isola a Largo Castaldi, da via 31 ottobre alla Galleria Rizzarda, tra domenica 2 marzo e il successivo martedì grasso si snoderà un programma di iniziative pensate per lasciare a bocca aperta i più piccoli. È interessante questo laboratorio, questo teatro di burattini che possono vivere presso il nostro museo, dove è stata creata una storia, però su una storia di fatto della cultura che riguarda la Fontana del Besarel. Peculiarità assoluta del Carnevale feltrino sarà proprio infatti la storia della fontana che non c'è, che tanti burattini di Pezza metteranno in scena domenica nella Galleria Carlo Rizzarda. È una storia nata, pensata e scritta a Feltre, con pupazzi creati in città e mossi sul loro palcoscenico da feltrini. Assessore, alle nostre spalle la fontana a cui si ispira la commedia dei burattini. Sì, infatti questa è la fontana di Valentino Pancera Besarel, noi siamo riusciti a ricostruirla, come vedete questa è proprio l'originale. Per il Carnevale noi abbiamo deciso quindi di allestire un teatrino, la nostra conservatrice, la dottoressa Tiziana Casagrandi, ha scritto questo particolare teatro dei burattini. Un pupazzo è il nostro caro Tritone che si innamora di Anfitrite, quindi la storia è tutta da venire a vedere. Siamo allo sport, torna il campionato di rugby e il Benetton strappa una vittoria importante per i play-off. Dopo un mese di assenza da Monigo, i Leoni superano gli irlandesi. Vediamo. Con una grande prova di carattere il Benetton si aggiudica una partita delicatissima in chiave play-off e supera gli irlandesi dell'Ulster per 34-19. Le due squadre si presentavano a Monigo con gli stessi punti in classifica, ma i Leoni avevano assenze pesanti, con 17 giocatori convocati con la nazionale. Il primo tempo è di sofferenza. Dopo 3 minuti il mediano avversario Doak, dopo una lunga serie di fasi, schiaccia l'ovale in mezzo ai pali. I biancoverdi sfruttano poi un pallone perso da parte dell'Ulster e vanno in meta. Gallagher intercetta il pallone, è molto bravo a calciarlo per se stesso e appoggia l'ovale a terra. Pochi minuti dopo l'ala irlandese Lowry intercetta un passaggio e si invola in meta. Doak non sbaglia dalla piazzola. Il Benetton risale in campo e conquista una punizione. Albornoz centra i pali, ma Ulster non si fa intimorire e realizza la terza meta. Stockdale
è elettrico e veloce e segna, irlandesi avanti 10-19. Il Benetton ritorna in gara a fine primo tempo e va in meta al largo con Mendy, Albornoz trasforma e la prima frazione termina 17-19. La ripresa è targata Benetton che mostra una netta superiorità, anche se bisogna aspettare il 17° per i primi punti. Giallo a Timoney per una testata ai danni di Alafii, Albornoz centra i pali e per la prima volta i leoni vanno avanti 20-19. Ulster riceve un altro giallo per un avanti volontario di Moore, i biancoverdi vanno così in meta con un drive timonato da Spagnolo. Albornoz trasforma, i leoni non mollano e vogliono la meta del punto di bonus, la realizza Izekor, nominato anche uomo del match, 5 punti in classifica, Benetton ora settimo e Ulster scivolato al 14° posto. Ora pausa fino al 1 marzo, quando i leoni saranno di scena in Irlanda contro Connacht. Mestre Treviso, atteso derby della 9ª giornata del campionato di Serie D, girone C termina con il risultato di 2-0, non entra la prima di mister Carmine Parlato, subentrato a Fabrizio Cacciatore al suo vero debutto con il Treviso Calcio in casa Mestre. È la sfida valida per la 28ª giornata del girone C di Serie D. Il Treviso allunga dunque la distanza con la prima in classifica, Dolomiti Bellunese, che arriva a 61 punti. Come ogni domenica c'è il nostro servizio storico che questa sera parla di immigrazione. Vi proponiamo la puntata del 16 febbraio del 1991, quindi 34 anni fa, quando la Democrazia Cristiana iniziava a discutere la gestione degli extracomunitari che arrivavano nella Marca. E se da un lato trovavano lavoro, dall'altro erano costretti a vivere in edifici abbandonati e fatiscenti come ex fabbrica Scardassi appena fuori mura a Castelfranco. Un servizio dove rivedremo anche tanti volti che hanno fatto la storia politica di Treviso e non solo. Il Movimento Giovanile Provinciale della Democrazia Cristiana ha organizzato oggi un convegno dal titolo Immigrazione extracomunitaria, cause, aspetti problematici e prospettive di un fenomeno. L'incontro a Montebelluna aveva come obiettivo non tanto le proposte concrete per soluzioni mirate, quanto un'attenta analisi del fenomeno, in tutti i suoi aspetti, cause, conseguenze, contorni. Una fotografia globale, insomma, soprattutto per individuare e disegnare la strategia della Democrazia Cristiana nei confronti del problema. E da questo punto sono emerse infatti alcune velate autocritiche. Le amministrazioni comunali, molte delle quali rette dalla DC, reagiscono infatti, si è detto, in modi diversi di fronte al fenomeno. Alcune sono intervenute nei limiti delle loro possibilità, altre si sono comportate come se il problema non esistesse, generando situazioni a volte vergognose, come il caso ad esempio di Castelfranco e dell'ex Scardassi. La DC, insomma, si è detto in apertura, stenta a trovare a livello provinciale una politica omogenea. Fondamentale quindi il dibattito e le relazioni di persone che reggono anche ruoli istituzionali ed hanno portato la loro esperienza. Si è parlato appunto del problema in termini globali, integrazione, emarginazione, conseguenze delle diversità culturali, religiose e filosofiche, problemi occupazionali e abitativi, via via fino ai drammi che scaturiscono dall'emarginazione, quindi povertà, piccola e grande criminalità. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, come sempre in chiusura c'è il meteo, grazie e ancora buona domenica, arrivederci.